E oggi vi porto con me in Malga Federa. Siamo all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti da un pezzo. Malga Federa che guarda direttamente alla Croda da Lago, sicuramente uno dei punti di osservazione dell'intera vallata all'interno di questo meraviglioso mondo fatto di boschi e di una natura che, soprattutto in questo periodo di quasi metà primavera, si sta lentamente svegliando, indipendentemente dalle recenti nevicate che un po' hanno portato indietro tutti quanti noi nel tempo, a un inverno che sembrava ormai già dimenticato, messo in sordina. Ma questa volta vi porto in Malga Federa seguendo un percorso che ho già affrontato un paio di estati fa, lungo il Gores de Federa, quindi questo tratto escursionistico che esce dalla strada principale che sale direttamente in Malga Federa, che si addentra all'interno di questi meravigliosi boschi del Federa, e quindi per camminare durante questo disgelo primaverile a bordo di torrenti, cascate e punti di vista sicuramente unici nel loro genere, quindi una bella salita in Malga direttamente dal Gores de Federa. E dopo circa un 200-300 metri dalla partenza, la prima indicazione che io consiglio di intraprendere nell'immediato, che è sulla sinistra, seguendo sempre il sentiero 432 e il 432, dà indicazioni per il Gores di Federa. Prendete questo sentiero nell'immediato, non aspettate di salire leggermente più su per quelle che sono altre due entrate al sentiero tematico del Gores. Prendete subito questa, perché con questa prima entrata praticamente andate a coprire per intero il Gores de Federa fino all'alpeggio di Malga Federa. Dovete tenere in considerazione che dal punto di partenza, dal momento in cui sono entrato al Gores fino a Malga Federa, all'alpeggio di Malga Federa, sarà solamente un susseguirsi di torrenti, cascate e torrenti. Questa è la porta di accesso del Gores, quindi già una prima visuale, alcuni primi punti di vista che esprimono al meglio la bellezza di questo territorio, ma soprattutto di questa natura. Una nota tecnica che vi segnalo è dato dal sentiero, come vedete ben segnalato con delle tabelle indicative che vi portano all'interno di questi bellissimi boschi, ma soprattutto il buon mantenimento del sentiero stesso, dove nei tratti più esposti, come avete visto, sono presenti delle bellissime paratie che vi permettono di rimanere quindi in totale sicurezza e ammirare queste cascate, queste grandi cadute d'acqua in punti privilegiati e soprattutto tenendo conto della vostra sicurezza. E per qualche decina di metri si rientra nuovamente sulla strada asfaltata, quella principale che sale direttamente in Malga Federa. All'altezza del Col Purin però troverete nell'immediato questa indicazione di sentiero che, sulla sinistra, vi riporta nuovamente all'interno dei boschi, seguendo sempre le indicazioni
per il Gores de Federa e in questo caso anche per Malga Federa. Ed è il Canalin del Diedo, questa parte di sentiero che sale leggermente in direzione di questa piccola gola, di questo piccolo canalino che comunque sia rientra sempre, ricordatevi, all'interno del sentiero del Gores de Federa. Anche se non troverete altre tabelle magari indicative, tenete sempre il sentiero battuto, sempre quelle poche indicazioni che ci sono, anche perché è l'unico sentiero che è in alternativa alla strada principale, quindi non sbagliate neanche se si vuole. Ed ora si arriva a un bivio, a un cambio di sentiero. Se il sentiero facile del Gores prosegue sulla destra, io invece tengo la sinistra, in procinto di seguire sempre il sentiero 432, il 432, che però dà quella parte del Gores de Federa come sentiero attrezzato. Ne vale veramente la pena perché è uno dei passaggi più belli all'interno di questa escursione. E c'è ancora un po' di neve all'interno di questa gola che ora affronto in questo tratto attrezzato del Gores. Da porre un po' di attenzione soprattutto durante il disgelo primaverile, perché è probabile che ci sia ancora la presenza di un po' di ghiaccio, quindi porre le giuste attenzioni, ma vedrete che come sentiero attrezzato è molto breve. Più che altro è la cascata che sta più a monte del tratto attrezzato che merita sicuramente questa deviazione sulla sinistra interna a questo bosco.
Ed ora mi lascio alle spalle il breve tratto attrezzato del Gores de Federa. Come avete potuto vedere è un tratto abbastanza corto, ma in certi punti abbastanza insidioso, soprattutto dove il passaggio si allunga su quei piccoli spuntoni di roccia che fanno da scalino naturale, che a differenza delle scalette presenti sono un po' più insidiose, soprattutto in questa stagione, visto anche il ghiaccio presente, quindi da fare con molta attenzione. E per la seconda volta torno nuovamente sulla strada principale, quella che sale direttamente in Malga Federa, per un centinaio di metri, perché poi il Gores, il sentiero naturale che stiamo affrontando insieme in questo video, in questa mia giornata, sulla destra prosegue per quella che è la seconda parte, prima di giungere direttamente in Malga Federa. Attenzione al ghiaccio, attenzione, piano piano. Ed eccomi al secondo tratto attrezzato di giornata in questa seconda parte del Gores, da porre un po' di attenzione, meno insidioso rispetto a quello di prima, però si addentra all'interno di questa piccola gola che costeggia questo torrente che scende direttamente dagli alpeggi del Federa. Da porre un po' di attenzione perché essendo anche meno battuto dal sole e c'è più presenza di ghiaccio.
E arrivato a questo ultimo ponticello che tengo alle mie spalle, termina quindi il Gores di Federa, un meraviglioso sentiero escursionistico, naturalistico soprattutto. Ora un'ultima piccola parte di leggera risalita, ancora verso monte, per poi entrare definitivamente all'interno della bellissima piana, del bellissimo alpeggio che ospita così Malga Federa, ai piedi della Croda da Lago. E arrivo così a 1816 metri di altitudine in Malga Federa, punto finale di questa escursione, di questa bellissima immersione all'interno del Gores de Federa. In particolare sono i punti di vista che qui dalla Malga si hanno verso il becco di Mezzodì, come la grande spinale rocciosa, le grandi pareti della Croda da Lago. Invece se andiamo verso la Valle del Boite, quindi la vallata opposta, andiamo a vedere punti di vista che guardano verso il Sorapis, verso il gruppo del Cristallo e del Popena e Magagnon. E quella del Gores de Federa è un'escursione che si completa in circa 3 ore. Teniamo 3 ore di media, tenendo sempre in considerazione che i tempi sul sentiero sono sempre individuali, quindi possono variare da persona a persona, da passo a passo, come si suol dire, no? I tempi sono quindi alla media di 3 ore, un dislivello di poco più di 630 metri, considerando i 1180 metri di quota del punto di partenza all'altezza del rifugio e lago Pianozze, quindi lungo la valle del Boite, per salire poi qui ai 1816 metri di Malga Federa. Si segue la linea di sentiero 432, la 432, che praticamente scorre di lato a quella che è la strada principale, la strada sia invernale che estiva, che sale direttamente alla Malga, attraverso torrenti, pontili, cascate, attraverso una natura sicuramente dove il rumore
lo scroscio dell'acqua è uno dei punti cardinali, dei punti più importanti di questa escursione. Per la fase di ritorno invece voglio seguire la strada normale, quella che ho evitato seguendo appunto il sentiero naturalistico del Gores de Federa. Scendo attraverso la strada normale perché affrontare nuovamente il Gores di Federa in discesa, considerando la neve e anche alcuni tratti di ghiaccio presenti, onestamente è una cosa che per il momento è meglio non fare, magari un po' più avanti quando questi sentieri saranno completamente liberi da questa improvvisa nevicata di metà aprile. Ed eccomi rientrare in circa un'oretta e un quarto nuovamente in località Pianozzes, all'altezza del lago e della baita, dove è partito questo anello che si innalza in direzione di Malga Federa, della Croda da Lago, con una bellissima visione del becco di Mezzodì tramite un sentiero naturalistico del Gores del Federa. Camminare attraverso questi boschi, passaggi sicuramente molto particolari, acqua, cascate a volontà, un'escursione meravigliosa, un'escursione che stacca completamente dalla via principale di salita, che è questa strada asfaltata che sto facendo in questo frangente solo per il rientro, e poi anche con la sorpresa di aver trovato metà del Gores ancora sommerso dalla neve, quindi dei passaggi sicuramente molto particolari, molto suggestivi. È andata così, è andata a meraviglia, un'escursione bella, interessante, piacevole, giornata di primavera ormai col sole che scalda e inizia così a dare il via al disgelo finale, sebbene i giorni scorsi sono stati caratterizzati da un paio di giorni di forte nevicate.